Oggi siamo venuti a scoprire la meravigliosa città di Verona, rinomata nel mondo per la travagliata storia di Romeo e Giulietta, ma in realtà Verona offre molto, molto di più. Il nostro viaggio inizia dalla vivace Piazza Bra, che è il luogo perfetto per prendersi un caffè o un aperitivo nei numerosi bar che si susseguono. Passo dopo passo avanziamo sui famosi liston, che ci spiegano essere il lastricato di marmo rosa posato per evitare che le dame si sporcassero i vestiti durante le passeggiate. Ed ecco che tra statue, fontane e colori, davanti ai nostri occhi appare la meraviglia delle meraviglie, l'Arena, che è un po' il simbolo della città di Verona. L'Arena è il monumento più rappresentativo di Verona e vi conquisterà immediatamente con il suo fascino. Vi basterà chiudere gli occhi per essere catapultati nel passato ad uno spettacolo di lotta tra gladiatori. Questo maestoso anfiteatro è formato da una parte centrale di sabbia o rena, da qui appunto il suo nome, e da gradinate di forma ellittica concepite per contenere ben 30.000 spettatori. Imbocchiamo poi la strada dello shopping, ovvero via Mazzini. Mamma, tutti questi negozi mi fanno quasi girare la testa. E arriviamo dritti dritti nella celeberrima Piazza delle Erbe, la più antica di Verona, che è un po' il cuore della città. E nel weekend ospita tantissime bancarelle che gli conferiscono un aspetto vivace e gioioso. Su questa piazza si affacciano numerosi palazzi storici, Palazzo Maffei, Case Mazzanti, il Palazzo del Comune, e al centro della piazza si contendono la nostra attenzione la fontana detta Madonna Verona e il capitello detto anche Tribuna. Ma per poter meglio godere della vista della piazza e di tutta la città, decidiamo di salire, gradino dopo gradino, sulla Torre dei Lamberti, uno spettacolo mozzafiato. Ragazzi, non so se sono 289, ma sono tantissimi. Siamo sotto l'arco della costa, ovvero sotto a questo arco è attaccata una costola di balena. La leggenda vuole che quando una persona pura di cuore e onesta passerà qua sotto, la costola si staccherà. Aspettava noi? No. La città è tutto un susseguirsi di piazze meravigliose, per cui dopo pochi passi ci troviamo in Piazza dei Signori, rinominata Piazza Dante. Infatti al centro si erge la statua del sommo poeta che trascorse qui il suo esilio. E ammirando tutti gli scorci, la nostra attenzione è attirata dalle arche scaligere, ovvero il complesso funerario in stile gotico dedicata alla famiglia degli Scaligeri. Ovviamente una tappa obbligata è la casa di Giulietta, dove gli innamorati di tutto il mondo lasciano scritte, messaggi d'amore o i famosissimi lucchetti. Insomma, volevo provare anch'io l'emozione di essere Giulietta sul famosissimo balcone. Com'è romantico! Ma dove sarà il mio Romeo?
Eccoci rientrare all'Hotel Trieste, super stiloso con un arredamento originalissimo che ci riporta nell'atmosfera degli anni 70, ma rivisitata in chiave postmoderna. Poltrone e divani di design dalle linee audaci e dai colori intensi, insomma veramente fighissimo. La prima tappa del mattino è il Pozzo dell'Amore, un angolo di Verona conosciuto da pochi e legato al triste epilogo di un'altra storia d'amore, quella di Corrado e Isabella. Durante il nostro percorso arriviamo a Porta dei Borsari, un antico accesso alla città che ci incanta con tutta la sua bellezza. Giunti a Castelvecchio, il castello di Verona, siamo catapultati in un'atmosfera medievale. Fu fatto erigere da Can Grande della Scala come fortezza difensiva dai tumulti popolari. Ad oggi è adibito a museo civico e dai suoi merletti è possibile rimirare il ponte Scaligero. Dal ponte è possibile godere la vista del fiume Adige e, perché no, scattare delle foto molto instagrammabili. Assolutamente da non perdere è la visita alla Cattedrale di Verona o Cattedrale di Santa Maria Matricolare. Si tratta di una chiesa in stile romanico e la sua facciata con colonne poggiate su grifoni, i suoi motivi floreali e la sua torre di 75 metri la rendono la chiesa più bella e preziosa della città. Chi di voi sapeva che Verona ha anche una funicolare? Noi no, e quindi ne abbiamo approfittato per salire in ben 90 secondi a Castel San Pietro, per ammirare Verona da un punto di vista nuovo e privilegiato, e dobbiamo ammettere che si tratta della terrazza più bella di tutta la città. Ragazzi, adesso un po' di meritato riposo. Il nostro viaggio da Verona finisce qui. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo